Ieri a Cessalto, provincia di Treviso, l'ennesimo incidente sul lavoro. Anche la consigliera Baldin, Movimento 5 Stelle, ha reagito con rabbia e sconforto, esprimendo solidarietà alla famiglia e ai colleghi dell'operaio deceduto. Come afferma, il Veneto risulta la seconda regione per numero di morti sul lavoro dopo solo la Lombardia, un dato in aumento come sta seguendo il numero degli infortuni. Chiede Baldin che Zaia rispetti gli impegni assunti con la firma del Patto regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi del lavoro, sottoscritto da sindacati e imprese. Nello specifico, l'impegno preso era quello di potenziare gli organici Spisal in modo da poter aumentare i controlli e fare maggior prevenzione. Promesse fatte nel 2018 e rinnovate quest'anno. Servono risorse per effettuare nuovi concorsi e formare una graduatoria unica regionale per assumere personale da destinare ai controlli alle aziende e aumentare la sicurezza sul lavoro. Baldin ha presentato 2 emendamenti alla manovra di bilancio per aumentare gli stanziamenti a favore del sistema degli Spisal. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.